Durante la settimana che precede la Quaresima, il carnevale riempie di vita le strade di Venezia. In mezzo a tanta allegria è facile dimenticare che un tempo essa fu tanto potente da trasformare la laguna in una città e il mare in un impero. Che tutte le ricchezze dell'Oriente transitarono per i suoi porti. All'epoca del suo apogeo, cittadini avventurosi come Marco Polo viaggiarono fino all'altro estremo del pianeta per stabilire legami commerciali con il Gran Khan Kubilai. Indifferente alla confusione della folla festante, a ricordo di quei giorni di gloria, ancora si innalza il palazzo che un tempo fu il cuore di un grande impero marittimo. Edificato mentre l'Europa costruiva possenti castelli per difendersi, riposa con delicatezza sui suoi archi eleganti, dominando i mari che arricchirono Venezia più di quanto si possa immaginare. È il Palazzo Ducale. È retto per ospitare la lunga successione di uomini che occuparono uno dei centri di potere più insoliti mai concepiti. Eletto da una grande assemblea, il doge portava sul capo poco meno che una corona. Il cosiddetto corno simbolizzava un governo rigidamente controllato da una nobiltà diffidente verso le monarchie e gelosa guardiana dell'equilibrio dei poteri. Il sistema funzionò. Nel corso di 1000 anni nessuno detenne il potere assoluto a Venezia, che si meritò così l'appellativo di Serenissima, la Repubblica più serena. E ciò benché nella Venezia dei dogi regnasse tutto meno che la serenità. Nel 1202, durante il governo di uno di loro, Venezia raggiunse il massimo del suo splendore. Il doge si chiamava Enrico Dandolo. Aveva 88 anni ed era cieco e curvo per l'età. L'Europa era abituata a governanti veneziani con un potere limitato, ma non ne aveva ancora incontrato uno tanto abile da servirsi delle principali monarchie del continente per trasformare la sua serena repubblica nella risplendente capitale di un terzo del mondo allora conosciuto. In origine Venezia era una città di profughi. Le invasioni barbariche del V secolo avevano infatti spinto i cittadini romani verso le coste dell'Adriatico. Mentre la malaria e le paludi tenevano lontani i barbari, i veneziani appresero la meravigliosa arte di costruire sull'acqua. Senza solide fondamenta architettoniche sulle quali appoggiarsi, essi piantarono tronchi di rovere nel terreno instabile e dragarono i canali interni. La laguna inghiottì 60 chiese e centinaia di case prima che i veneziani trovassero una soluzione. I costruttori navali della città fecero mostra di una creatività pari a quella dei suoi architetti. Ben presto i mercanti veneziani si avventurarono fino al mare Egeo e anche oltre. I crocevia dei suoi commerci venivano inondati dai generosi frutti dell'Adriatico e dalle seti e dalle spezie provenienti dall'Oriente. La Repubblica dovette gran parte delle sue ricchezze alla firma di una vantaggiosa tregua con i musulmani. Il patto fece infuriare l'Europa cristiana, che svuotava le proprie casse per finanziare sante crociate. Tuttavia l'Europa dovette far tacere il proprio orgoglio.
I cavalieri francesi avevano bisogno delle navi veneziane per portare a termine una nuova crociata. Per questa ragione, nel 1202 non ebbero altra alternativa che quella di supplicare il doge Enrico Dandolo, dicendo: «Veniamo a nome dei baroni di Francia». Lo pregavano perché fornisse loro i mezzi di trasporto per attraversare il mare. Dandolo rispose come avrebbe potuto fare solo un veneziano. A quali condizioni? L'astuto doge riuscì a persuaderli affinché fosse egli stesso a guidare l'esercito, sebbene per farlo avesse bisogno dell'approvazione della Repubblica. Dal pulpito della basilica, Dandolo recitò il ruolo dell'umile servitore del popolo. «Sono un uomo vecchio e debole, però vedo che nessuno potrebbe comandare l'esercito come me, che sono il vostro signore». Il popolo rispose concedendogli un appoggio incondizionato. La flotta salpò dunque con Dandolo in testa, ma non giunse mai in Terra Santa. C'era un altro trofeo che li tentava di più. Costantinopoli, la capitale dell'impero bizantino. Un pretendente al trono aveva sollecitato l'aiuto dei crociati nella lotta per la successione. Dandolo intravide la possibilità di ottenere dei vantaggi e al contempo di vendicarsi. Secondo la leggenda, infatti, era qui che aveva perduto la vista. Le sue navi virarono e volsero la prua a nord. Nella battaglia che seguì, alcuni crociati si abbandonarono, come impazziti, a un'orgia di saccheggi e di violenze. Altri tornarono indietro, terrorizzati. I cristiani si uccidevano fra di loro, mentre i veneziani calcolavano imperturbabili la loro parte di bottino. La maggior parte del tesoro giunse qui, nella Basilica di San Marco, il tempio privato dei dogi. La basilica, uno dei più antichi edifici conservati del palazzo, mostra il gusto di Venezia per l'arte orientale e la sua brama di impadronirsi di ciò che non poteva comprare. Il tempio fu costruito per ospitare il furto più sacro della storia, quello dei resti del santo patrono della città, l'evangelista Marco. Nell'anno 828 il suo corpo era stato trafugato illegalmente dall'Egitto, nascosto da commercianti veneziani sotto pezzi di carne di maiale, affinché i doganieri musulmani non controllassero con attenzione le merci. A questo trofeo Dandolo unì il bottino del saccheggio bizantino. Archi di marmo, intere colonne e numerose sculture di incalcolabile valore. All'altare dorato della basilica, o pala d'oro, Dandolo aggiunse ritratti smaltati di profeti e angeli bizantini. In seguito queste opere sarebbero state unite a un autentico tesoro di oro, zaffiri, rubini e smeraldi. Il pezzo più famoso del bottino bizantino è costituito dai 4 cavalli asportati dal celebre ippodromo di Costantinopoli. In origine erano legati a un carro, ma Venezia li liberò perché galoppassero orgogliosamente davanti alla facciata della basilica. Agli occhi del mondo avevano un chiaro valore simbolico. Venezia non sarebbe tornata a essere sottomessa. Si era impadronita di metà d'un impero. Non era più solo un porto fiorente. Adesso era la città stessa a essere un impero.
È dal IX secolo che il palazzo ducale si erge dove il Canal Grande sfocia nella laguna. Fu però durante gli anni 40 del 1300 che il palazzo iniziò ad assumere il suo aspetto attuale, con la costruzione della facciata che dà sul canale. Molti anni dopo la morte del grande Enrico Dandolo, l'insediamento in questo settore del palazzo della crescente pletora di burocrati fu il preludio a una riduzione dei poteri del doge.